Eccoci qui, sono arrivato al B&B Samola Sarda a Quartu Sant'Elena per un nuovo viaggio nella terra dei Nuraghes. E sono proprio qui, vedete, con questo format nuovo qui su Catalan TV, e andrò in una casa campidanese e incontrerò due musicisti, una cantante e un chitarrista davvero di grande interesse, di grande impatto culturale. Chiacchiereremo, vedremo un po', poi magari ascolteremo anche qualcosa. Per cui solo adesso vi saluto dal B&B Samola Sarda di Quartu Sant'Elena e insomma, a prestissimo. Io vado. Ed eccoci qui per un nuovo viaggio nella terra dei Nuraghes. Sono a Quartu Sant'Elena, come appunto vi dicevo in apertura, dal bed and breakfast. Sono qui dinanzi a una bellissima casa campidanese e infatti andrò a scoprirla, a vederla. Ci sarà anche il padrone di casa ovviamente, e dentro, all'interno, ci sarà una coppia di amici musicisti, una cantante bravissima e un chitarrista di grande valore. Per cui adesso io entrerò e vi porterò a scoprire un po' di musica e un po' di arte, di questa bell'arte di questa casa campidanese. Quindi andiamo, parleremo e poi ascolteremo dei brani particolari. Io li ho conosciuti per Su Contadu de Marinella, un brano scritto da Tore Patato, il grande poeta compianto, e qui insomma stiamo parlando di Fabrizio De André ovviamente, quindi voltata in sardo per così dire, e egregiamente suonata, egregiamente interpretata dal duo Animas, che andrò adesso ad incontrare. Venite con me, entriamo nella casa campidanese. Buongiorno signor Pippia, eccoci qua, molto lieto. Io sono Bruno, quindi amici, vedete, siamo qui all'interno della casa campidanese e ora noi interagiremo, venga da questa parte, facciamo, guardi in camera e vediamo esattamente dove siamo. Molto bello. Grazie per avermi ospitato qui. Ho già parlato che incontreremo degli amici. Sì, ho degli amici in casa. Sono mia nipote con mio nipote. Perfetto, io ho già detto appunto. Ma dove siamo? Questa è una casa campidanese che ho comprato, ho restaurato e c'è praticamente, ho costruito un museo con gli anni, che ho raccolto delle cose dell'800, del 700. Anche del mondo contadino vediamo. Sì, più del mondo contadino, anche la mola, le ruote dei buoi, bellissimo. E in generale c'è un po' di tutto. Bello, c'è un po' di molto bello. Vedo anche un bellissimo albero di limoni. Sì, questo è secolare. Poi farò delle immagini, le inseriremo, quindi belle. Amici, seguiteci. Anche dentro ci sono cose quindi, belle. Amici, seguiteci adesso che siamo e vedrete bene qualche dettaglio di questa bellissima casa. Sì. Mi dica un po', ma la casa campidanese qui è una cosa proprio, insomma, guardiamo in camera sempre ovviamente, guardi qua. È tipica di Quartu Sant'Elena. Sì, queste sono tipiche, ce ne sono bellissime. Questa era una casa un po' rudere che io praticamente ho restaurato ed è dedicata a un museo di Quartu che c'era, poi invece non c'è più e io lo sto rifacendo, il museo a Quartu. Bellissimo. Museo di tutte le cose antiche. Bellissimo. Dalla prima pietra, diciamo, alle ultime cose, bellissimo, anche cose medievali, eccetera. Molto interessante. Ecco, sono cose bellissime. Allora, io per adesso la ringrazio, ma lei mi accompagna, entriamo ad incontrare. Faccio vedere, c'è mio nipote che sono venuti a visitarmi. Perfetto, e poi vedremo qualcosa di musicale, ma non diciamo niente. Per cui lei adesso mi fa strada. Sì, se vuole venire, si accomodi. Andiamo. Prego. In questa bellissima casa campidanese, eccoci qua. Guardi, si accomodi. Eccoci qua. Prego. Allora io la saluto, la ringrazio. Grazie infinite, grazie. Eccoci qua, amici. Buondì. Come state? Tutto Benissimo, bene? Perfetto? Bene. Per adesso restate in questa inquadratura, poi metterò la videocamera qua e inizieremo a chiacchierare piacevolmente. Ok? Bene? Perfetto. Siamo Allora, pronti. adesso io praticamente infatti adesso facciamo così e ci rivediamo. Eccoci qua. Allora, adesso chiacchiereremo. Restate con noi.
Ed eccoci nella terra dei nuraghes. Siamo qui nella bellissima casa campidanese del signor Pipia, che avete visto appunto prima, e siamo con quei due amici di cui vi parlavo prima. Il duo Animas. Ciao! Ciao, Come ciao va? Bruno. Quindi adesso è una forma di intervista, la vedremo, intervista chiacchierata, e poi vedremo un po' di musica, perché il senso stesso di questo viaggio, nuova puntata nella terra dei nuraghes, è proprio questo: incontrare chi nel mondo della cultura fa musica, fa canto, come voi. Quindi fa chitarra, tu sei un chitarrista. Allora io voglio iniziare da te, Alessandro. Ma chi siete voi, duo Animas? Chi siete? Siamo un'espressione personale di come noi viviamo poi quelli che sono i canoni tradizionali, perlomeno semplificando quello che poi ci è stato trasmesso dai nostri avi. Lo Tu sei riportiamo legato al nome d'arte. legato anche al nome d'arte perché mio Dillo. padre era un chitarrista di Dillo. musica capitanese, no, certo, e di musica capitanese, e insomma accompagnava i poeti cantadores capitanesi. E per chi nel capo di sopra non sa chi è, Mariano Melis. perfetto. Sì, no. Ovviamente dovete continuare a scoprire, dovete continuare a, come dire, capire qual è il mondo culturale da dove loro provengono, e quindi adesso interagiamo su questo. Quindi state parlando della tradizione, quindi voi provenite insomma da questo mondo in generale. Proveniamo da questo mondo, però anche se abbiamo sempre vissuto la musica a 360 gradi, ovviamente la tradizione è una bella base per noi, Ok. su cui insomma stendiamo la nostra espressione, ma però per noi, per me e per Sabrina, la musica la viviamo in tutte le sue forme, anche con più generi diversi musicali. Tipo, dici Ehm, qualcosa. Allora, Qualcosa noi siamo innamorati di quello che naturalmente è etnico e viene dal passato, Ok, quindi tutte le forme bene. di tradizioni del mondo sono qualcosa che oltre a interessarci ci arricchiscono anche musicalmente, e anche in quello che facciamo ogni tanto qualche colore cerchiamo di inserirlo, magari non si vede, non è lì che si vede. Cosa intendi per colore? Per Qualche sapore, coloro qualche- che sì. non sanno cosa significa Qualche questo. sapore, Bruno, qualche sapore mediterraneo ad esempio. Ok, stiamo parlando di sapore musicale, non stiamo facendo sì, enogastronomia. sì, esattamente. Insomma, quello che poi sono le radici delle persone, perché comunque la musica, oggi la viviamo come spettacolo, ma la musica dobbiamo ricordare che è proprio uno stile di vita delle persone, cioè la musica è una cosa che per le persone è importante proprio nella vita, e noi siamo innamorati di tutto quello che è arte del passato, quindi le musiche orientali, mediterranee, ma anche del mondo, cioè, qui ci sarebbe, Bruno, capire un Certo, capitolo enorme dove certo. cercare di stare. Però insomma noi come volevo dirti questo, Sì, che cerchiamo sempre di inserire quei suoni, quei sapori di ogni genere che sentiamo, rubiamo sempre qualcosa, la conserviamo, magari nel pezzo mentre lo suoniamo non si sente, oppure a volte si sente tanto, come nel caso dell'arrangiamento che abbiamo fatto della canzone Sul contratto di Marinella, Che è uno dei motivi per cui noi ci siamo conosciuti. tra l'altro. in questo. Esatto Bruno, esatto. Lì c'è anche una parte dove voi interagite anche con l'esperienza poetica, perché io l'ho detto anche prima, insomma, con Tore, Pattato, insomma, e questo è importante, oltre che ovviamente in origine il brano di Fabio Zidane. Quindi cioè, voi riuscite comunque a inserirvi in un contesto anche letterario con la vostra espressione musicale. Non è poco, Per noi è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché il testo e il contenuto del testo è già musica, io lo dico sempre questo, per me è già musica. Perfetto. È quello il motore, cioè il messaggio è il motore di quello che poi noi trasmettiamo in musica, proprio il motore, il veicolo principale. Bellissimo. Altrimenti non ci sarebbe, Infatti. non ci sarebbe il fine, ecco, Infatti. di poi suonare, cantare, almeno per quello che riguarda noi personalmente come duo Animas. Adesso passiamo un attimino a Sabrina, poi ritorniamo da te e ti chiedo un po', insomma, quando hai iniziato, anche se sembrano le solite cose, però un sacco di gente vuole vedere, no? Poi vedrete quando suonerà qualcosa
quindi qualcuno vuole magari scoppiazzare, allora noi lo facciamo. È anche il format di questo viaggio, dove c'è un incontro e un'interazione su tutto e in tutto, se vogliamo. Ora, siccome è da tanto che vuole parlare, Sicura? allora, No. Sabrina è una cantante di una voce pazzesca. Il mix con il marito, il chitarrista, è esplosivo. Seguiteli, vedete di interagire se riuscite dal vivo. E ora, Sabrina, con questa tua voce, da dove arriva? Ma per me dal cuore sicuramente, nel senso che per me cantare è semplicemente abbracciare le persone con l'anima. Una grande fetta di quello che faccio è per me conforto. Spesso mi ritrovo a cantare, a musicare argomentazioni che sono un modo per cercare di entrare in comunicazione con le persone. E mi accorgo che questo entrare in comunicazione empaticamente con le persone, da storie che sono anche private, inesorabilmente c'è poi un transfer nella comunità, perché in molti poi si riconoscono in quello che racconto o in quello che canto. Rapporto voce-chitarra. Cosa significa preparare i brani? Cosa significa individuare quel brano che poi devi riportare nei video, perché loro fanno anche i video e i videoclip. Cioè c'è un grande lavoro dietro, c'è un lavoro continuo, c'è un aspetto anche di ricerca. Ne abbiamo parlato nella telecamera spente quando siamo incontrati, sono venuti a Sassari a trovarmi. Parlatemi un po' di questo, cioè tutto questo grande lavoro, che tipo di fatica e che tipo anche di pregio poi ovviamente vi porta, oltre che nei video ma anche davanti poi al pubblico, live. C'è guarda del Non so se è una lavoro- domanda pertinente. No, Sì, assolutamente. bellissima, perché ci permette di dire delle cose che poi sono il fondamento e il pilastro del nostro lavoro, la Perfetto. connessione tra la musica e il canto. Ecco, intanto io e Alessandro siamo anche una coppia nella vita e quindi delle volte questo genera degli scontri titanici, perché io e Alessandro Prendete esempio, su tante cose abbiamo delle visuali un po' differenti. Ma io riconosco comunque in Alessandro una grandissima competenza musicale e pressoché la maggior parte delle volte mi affido a lui totalmente. Per me Alessandro è stato una guida, anche perché ha una consapevolezza musicale non solo chitarristica ma anche compositiva e di arrangiamento a 360 gradi, e sono stata molto fortunata. Io auguro davvero a tutte le mie colleghe cantanti di trovare un chitarrista di questo calibro che dopo ne riesce fa il pagamento. che riesce a rivestire la voce in maniera Quindi non è solo- rispettosa della vocalità. Non è quindi solo il classico tappetto da mettere, no, sotto una Il tappeto voce, è una maniera semplificata. ma è proprio un modo di racchiudere, accompagnare, dedicare, a volte stare un po' indietro, a volte essere presenti, o sbaglio? È un vestito per una Perfetto. Sabrina, è un vestito. La musica sulla voce, che è il primo elemento di trasmissione, Certo. la La parte comunicativa, certo, infatti. Va vestita. Io praticamente devo essere il suo sarto se voglio ottenere un'immagine bella che rappresenti poi il messaggio finale. Quindi è io- un'unità di intenti Sì. di due entità che insieme Certo. raggiungono un prodotto finale, prodotto nel senso più bello del termine, non brutto. Parlami qualcosa della composizione. Allora, tu fai ricerca. Sì, allora premetto una cosa, io sono un autodidatta, non ho... Ottimo, ci lo piacciono, ci piacciono sono gli un autodidatta, non ho nessun tipo di nozione musicale studiata, insomma, sugli spartiti, eccetera. Scrivo lo spartito ma in maniera molto elementare e Vabbè, lenta. Diciamo che vabbè, la ci musica piace. arriva dal cuore, questo ci tengo a dirlo. Lo facciamo anche in maniera molto semplice, la composizione la faccio in una maniera molto semplice, nel senso mi viene un'idea in base al testo che ho letto, Ok. lo sento, voglio dire anche una cosa particolare, ci tengo a dire. Sì, questa cosa. dilla. Faccio una vera fotografia del brano quando noi andiamo a inciderlo. Io ho fatto una foto veramente dettagliata, io l'ho già sentita cantare da Sabrina,
questa qualità, dono, come si può chiamare, questa intuizione che ho, è una cosa che mi aiuta molto. Questo talento. È un talento. Talento, È un talento. insomma. Lo dico io. Va È un bene, talento. non lo dici tu, però ti ringrazio. Però. La naturalezza di fare un qualcosa di così impegnativo è proprio di un talento. Allora sì, c'è tanto lavoro, però quello che ci tengo a dire è che viene tutto molto in maniera naturale, cioè c'è tanto lavoro dietro per quanto riguarda ovviamente la registrazione, Anche le parti anche tecniche il piccolo che devi ovviamente, arrangiamento, certo. le parti tecniche, Certo. prettamente tecniche, però nell'espressione del brano c'è molta semplicità, perché deve arrivare È al il cuore cuore, ecco, senza, perfetto. come dire, senza Artefatti, senza Esatto. troppa... Io ho imparato poi l'arte del togliere, che è bellissimo. Cioè, l'arte interessante. del togliere, semplificare, deve essere fluido, cioè la persona deve entrare nel cuore. Non puoi solo essere sul palco e basta. Esatto. Sì. A dare, invece bisogna anche che vi si conosca in quel percorso che poi porta al palco. Esatto, la base. Un pochettino ci siamo riusciti, credo. Sì. Quindi Speriamo. Alessandro e Sabrina, molto contento io sono per questo, quindi vi ringrazio. Poi la Casa Campidanese è una favola, quindi ringraziamo anche il padrone di casa, il signor Pipia. Ora ci fate ascoltare qualcosina. Molto Restate volentieri. con noi. Grazie. Custo de marinella scontato, chimberale sul rio che divinato, ma su tutti la vita che è bella, dai su rio che la picata una stella. Per una montuina del dolore, vivi a schiena piso ste amore, ma su re che la corona e che ni scortas, so caduta sta gianna che te sportas. Su sombreri sta luna su colore, su mantello che s'amore, la sposto fatto tu e che ne aspettare, io non mi sento chi deve volare. Vivi su soleria, sogno scalare,